Hai fatto mai caso che in lingua napoletana, quando un abbinamento è perfetto, quando un'accoppiata proprio è ineccepibile, che ne so, quando una cravatta si sposa perfettamente con quella camicia oppure con quel pantalone, a Napoli dici ma è a morta soi, è a morta soi. Soprattutto in ambito gastronomico, quando due alimenti sembra che non si possono cucinare in maniera diversa che da quella, perché loro sono perfettamente compatibili, a Napoli diciamo è a morta soi. Ora tu dici, ma che lingua volgare, ma non ho capito, morta soia, no, niente affatto, è una lingua solenne il napoletano, è una lingua aristocratica, la morte viene vista quasi come la migliore opzione possibile, la soluzione più conveniente, perché in latino la morte è la non plus ultra, quello un limite oltre il quale non si poteva andare, quindi è la soluzione migliore, morta soia. Che ne so, a morte lo puparola, è un buttunato, a morte lo purpatiello si è da fare affugato, ma la soluzione diciamo migliore per quanto riguarda le compatibilità gastronomiche nella lingua napoletana è l'accoppiamento che c'è fra sacic e friariel. Cioè sacic e friariel, come devo dire, la morte dei sacic indubitabilmente è solamente che friariel. A morte lo grapet, quello che è patane e pasille, nel famoso ruoto furn, a morte le scarole, che faggiola, a morte la mozzarella e capomarolo, mozzarella e pomodoro, la morte della trippa con le patate, insomma tutti abbinamenti che sembrano essere perfetti, la morte all'ora. E poi sempre in ambito di morte, in ambito di gastronomia, alla fine a Napoli diciamo meglio murisazie che accampari una. E a proposito di paraustielli sulla morte, ovviamente in lingua napoletana appavai a morire quando è più tardi possibile, insomma. In lingua napoletana c'è a migliorie prima della morte. Quando qualcuno prima di tirare le cuoia sembra, come devo dire, avere un miglioramento dello stato di salute, come l'anziano che magari arriva alla badante russa e lo vedi che si ripiglia, oppure la vettura che è destinata a essere rottamata, che improvvisamente va una bellezza, è la cosiddetta miglioria prima della morte. Quando uno fa una cosa ogni morte di papa, sì, ogni tanto veramente lontanamente, quando uno sopporta una situazione fastidiosa, ma chi è morto e me l'ha lasciato scritto, guardate, a morte non c'è rapporto, sulla morte non c'è rimedio, l'acqua e la morte stanno a rete porte, insomma la morte può arrivare sempre improvvisa. Però io penso che il più bel paraustiello della lingua napoletana sulla morte sia uno che riguarda, come devo dire, quando qualcuno ti contraddice sistematicamente. Cioè, te lo sto dicendo, io saccio, è così, io vengono morto e tu dici che è viva. Ma insomma, ma mi vuoi credere o no? Dicetto pappa ci vicina a noce, ram tempo che ti sportosa. Questo è il nuovo calendario della filosofia napoletana, un calendario a foglietti, 365 modi di dire filosofici napoletani, da leggere uno al giorno. Lo trovate in tutte le librerie e cartolibrerie napoletane. O come è meglio non fottere.